Eccoci alla croce. Ce l'hanno fatto sudare. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a San Tomio di Malo, in provincia di Vicenza. Da Piazza Bassetto, dove si trova la chiesa di San Tomio, partono ben 5 sentieri, numerati da 1 a 5 e con un colore diverso. Noi abbiamo deciso di fare il numero 3, il sentiero panoramico, il giro panoramico del Monte Piano. Esatto, seguiamo il numero 3 che ci manda dritto. Qua, il segno è qua. Sì, sembra di qua. Sinistra. Lasciamo la strada asfaltata che abbiamo percorso per un tratto brevissimo
e rientriamo nel bosco attraverso il sentiero segnalato qui con il numero 3. Questo che stiamo facendo è il pezzo più ripido dell'itinerario, quello che ci porterà in cima al Monte Piano, dove c'è una grande croce. In questo momento stiamo camminando sulla cresta del Monte Piano. L'arrivo dovrebbe... fa caldo, sì, l'arrivo dovrebbe essere fra una quindicina di minuti al massimo. Eccoci la croce! L'hanno fatto sudare. Dopo aver superato questa salita, arrancando un po', siamo arrivati alla croce. Adesso proseguiamo per di qua, c'è un po' di falsopiano e poi inizierà la discesa. I soliti bambù? Quanti? Ah. Pasubio, Cornetto e Carega. Che bel posto, super panoramico. Via San Valentino. Sì, perché qui c'è la chiesetta di San Valentino, dovremmo passarci davanti. Ok. Ecco la chiesetta.
Bene, dopo la visita a questa bellissima chiesetta di San Valentino proseguiamo per la strada che qui non è più asfaltata ma diventa strada bianca. Dritto? Sbuchiamo su una strada? Sì. Giù a destra. Ecco, la strada la lasciamo subito praticamente. Giù di qua. Un ripidino. Eh sì. Giù a destra, esatto. Sì. Questo tratto di sentiero scende giù molto dolcemente, semplice semplice e anche molto bello, esposto al sole. Adesso si comincia a scendere in modo un po' più deciso. Fra un poco dovremo sbucare su una strada. Cartello? Che ci manda? Giù a destra. Ok. Credo. Siamo ormai addirittura d'arrivo. Questa strada ci porterà a chiudere l'anello poco prima del parcheggio di San Tomio. Questo percorso nella prima parte, quella di salita, è un po' faticoso ma niente di speciale. Nella parte centrale è eccezionalmente panoramico e per quanto riguarda le segnalazioni, dove ci sono i cartelli è molto evidente. Dove non ci sono i cartelli spesso ci sono dei bolli arancione da seguire e in alcuni bivi in cui non c'è niente la prosecuzione è sempre piuttosto intuitiva. Dal giro panoramico del Monte Pian è tutto, grazie e alla prossima! Ecco, in questo punto abbiamo chiuso l'anello. Infatti questa mattina siamo saliti da là, abbiamo trovato questo cartello e siamo andati a destra. Qui l'anello si è perfettamente chiuso, adesso scendiamo veramente per pochissimo e torniamo al parcheggio.